Buongiorno a voi tutti. È un vero piacere ospitare il professor Giovanni Ugas e il dottor Fabio Serchisu, che abbiamo chiamato a presentare il volume Sardana e Sardegna, i popoli del mare, gli alleati del Nord Africa e la fine dei grandi regni. Solo il titolo è pieno di fascino. Prospetta immagini di un'epopea del passato e forse appunto c'è nella storia antica qualcosa che possiamo scoprire e che si presenta molto interessante. Io credo che questo libro sia senz'altro in Sardegna il libro dell'anno. Non è un libro di narrativa, non è un libro di poesia, è un libro di saggistica e spesso la saggistica è altrettanto interessante e intrigante. Diciamo in altre culture la saggistica è anche quasi più letta, più conosciuta e più diffusa della stessa narrativa. È un libro molto importante, la ricerca è ugualmente molto interessante. Io do la parola qui ai professori e buon ascolto a voi. Grazie. Se qualcuno fosse interessato, qui ci sono i libri e li potete acquistare e poi è previsto anche se aveste alla fine delle curiosità, delle domande da fare, si può fare tranquillamente. Ho chiesto la collaborazione del dottor Fabio Serchisu, che è un mio allievo archeologo, per impostare una sorta di dialogo. Ovviamente il dialogo sarebbe auspicabile anche con i presenti, quindi alla fine mi spiace che non ci sia la possibilità di proiettare delle immagini, perché in campo archeologico l'immagine, l'iconografia è un elemento molto importante ovviamente, quindi dovremmo fare riferimento a documenti di cui poi non avremo la possibilità di avere delle immagini. Questo è un posto meraviglioso, io ringrazio ovviamente Mario Covedo, tutti gli organizzatori, avrei appunto voluto far parlare anche le immagini, oltre che anche portare avanti questo discorso con le nostre parole. Lascio la parola proprio al dottor Serchisu per così iniziare appunto a stabilire questo dialogo. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione per avermi invitato e voi che siete venuti qui presenti a vedere appunto la presentazione del libro nell'ultimo lavoro del professor Ugas, Sardana e la Sardegna. Questo volume, per chi ancora non lo sapesse, ha già avuto una storia, anche se è stato edito alla fine del 2016, ha già una storia di successi, ha già ricevuto il premio Osilo 2016 per la saggistica e fino a maggio-giugno è stato anche il secondo libro più venduto nell'argomento storia e archeologia a livello nazionale. La prima edizione è andata venduta entro i primissimi mesi del 2017, infatti siamo già alla seconda ristampa. È un volume poderoso che raccoglie il frutto di quasi 40 anni di ricerca sull'argomento da parte del professore. Come potete vedere, le dimensioni sono più di 1000 pagine di dati e interpretazioni dei dati, più di 200 immagini, 32 tavole se non ricordo male, 450 immagini, 32 tavole, un numero infinito di note di riferimento. Il libro è stato anche già avuto e avrà delle presentazioni al di fuori della Sardegna, è stato già presentato in numerosi paesi in Sardegna, è stato presentato in Australia dal sottoscritto, sono stato anche ospite di un vostro concittadino, Fausto Zanda, e del Circolo dei Sardi di Brisbane, sarà presentato anche a Roma e avrà anche, credo, altre presentazioni a livello nazionale, quindi è già un libro che ha raccolto una parte dei successi che merita, insomma, aspettiamo anche per i prossimi. Di cosa tratta questo libro? In questo libro praticamente il professore espone la sua idea, la sua ipotesi, la sua teoria appunto sul rapporto che collega i Sardana,
un popolo conosciuto dai documenti egiziani e del vicino Oriente, in testi scritti appunto in antico egiziano e nelle lingue del vicino Oriente, e che per tanto tempo ha interessato esperti di quel settore, più che archeologi nostrani, che per similitudini onomastiche è stato collegato già in passato alla Sardegna, ma mancavano o non era stata data la necessaria attenzione anche all'elemento archeologico e alle fonti letterarie classiche su questa appunto possibile somiglianza tra gli Shardana nominati in questi testi e i dati archeologici invece che riportano alla Sardegna. Ci sono state in passato diverse teorie che collegavano appunto questi popoli del mare, in particolare gli Shardana, dove collocarli geograficamente nel contesto del Mediterraneo. C'è che li ha portati appunto sulla costa del vicino Oriente, ora interpretandoli come popolazioni libanesi, a volte come popolazioni egee, a volte come egiziani stessi o nordafricani, anche una corrente di studio che li ha interpretati come i sardi. Sì, ma quali sardi? Ecco, il professore ha trovato, ha raccolto tutti i dati e ha dato un'interpretazione, la sua interpretazione logica, per cui gli Shardana non sarebbero altro che dei sardi nuragici che si spostarono ai tempi dei grandi regni orientali verso l'Egitto e verso quei regni ed ebbero un ruolo di primo piano in tutti i fatti storici che sconvolsero appunto il Mediterraneo tra la fine del secondo millennio e l'inizio del primo millennio a.C. Adesso farei alcune domande al professore, lui mi risponderà appunto riguardo a alcuni temi e dopo magari anche voi del pubblico siete invitati, se avete delle curiosità, a fare domande all'autore stesso del libro. Spesso nella storia degli studi gli Shardana sono stati accostati ai sardi della civiltà nuragica e lei nel suo libro Shardana in Sardegna sostiene decisamente la loro identificazione. Prima di passare all'esame delle ragioni di queste identificazioni, che gettano una nuova luce sul ruolo che i sardi recitavano nel Mediterraneo del tardo bronzo e agli inizi del primo ferro, le chiedo una breve risposta alla domanda: chi erano gli Shardana e quale ruolo ebbero, insieme agli altri popoli del mare, e nelle vicende del Mediterraneo nella seconda metà del secondo millennio a.C. La questione è relativa alla individuazione della provenienza e dell'identità appunto dei Shardana passa attraverso anche quella che è la risposta a un quesito ancora più ampio, che è quello delle vicende dei popoli del mare. I popoli del mare erano un insieme di coalizioni, due per esattezza, che presero parte a un conflitto contro l'Egitto e le grandi potenze del Mediterraneo, vale a dire gli Ittiti e i regni micenei, e questo conflitto portò alla scomparsa di questi grandi regni. Sostanzialmente è un evento epocale che si registra tra il 1200 e il 1180 a.C., che ha per protagoniste queste popolazioni, questi cosiddetti popoli del mare. In effetti nei testi egizi sono menzionati questi popoli come paesi settentrionali del mare oppure come popoli delle isole che stanno in mezzo al Grande Verde, in mezzo al Mediterraneo. Quindi ci danno già questi testi un'indicazione importante, vale a dire sono popolazioni marinare, quelle che entrano in conflitto con i grandi regni. Si è discusso a lungo, fin dalla comparsa dei primi documenti relativi ai popoli del mare, che fossero questi popoli del mare. E troviamo appunto, oltre agli Shardana, che è l'oggetto primo, ma non solo, di questo studio, anche altri popoli, vale a dire i Tush, che sono stati identificati talora con i Tirreni, i Tirseni, no? E quindi identificati con gli Etruschi, e qui poi gli studiosi prospettano
teorie differenti. C'è chi sostiene appunto che i Tirreni e gli Etruschi provenivano, partendo da un passo di Erodoto, provenivano dall'Anatolia, esattamente dalla Lidia, e altri invece che sostengono che i Tirreni si trovavano già in Occidente quando appunto presero parte a questi eventi. In effetti gli Etruschi non sono mai esistiti in Anatolia. Lo stesso Erodoto sostiene che Tirreno diede il nome ai Tirreni quando si andò via dalla Lidia. In sostanza non sono mai stati i Tirreni nella Lidia, questo è evidente. Ma al di là di questa prima considerazione, occorre evidenziare il fatto appunto che queste popolazioni sono state anche individuate non benissimo a causa del fatto che i testi egizi propongono solo le consonanti come per il fenicio, insomma, e non le vocali. Quindi anche l'individuazione corretta della denominazione di questi popoli è oggetto di controversia. A noi interessa valutare un problema fondamentale, cioè Lisciardana, valutando proprio in tutta la loro manifestazione, cioè quando appaiono nei documenti egizi e come si collegano le altre popolazioni appunto anche a Lisciardana. Lisciardana è il popolo principale dei popoli del mare, è il popolo che appare per primo, appare molto prima di questi conflitti che riguardano l'Egitto e appunto anche il mondo Ittita e altri grandi regni dell'est del Mediterraneo, quindi intorno al 1200, a partire dal 1220 fino al 1180. Gli Shardana appaiono invece nei documenti egizi molto prima, appaiono intorno al 1470 a.C. In una serie appunto di documenti a partire sia da testi scritti che riguardano testi anche di corrispondenze tra il regno di Ugarit, Biblo e l'Egitto e anche soprattutto degli affreschi delle tombe tebane, le tombe di Tebe Ovest a Kurna, nelle quali sono raffigurate delle scene che ripropongono appunto i popoli delle isole che stanno i principi delle isole esattamente che stanno in mezzo al Grande Verde. In questi affreschi che datano al tempo di Hatshepsut, la regina Hatshepsut, di Tutmosis III e di Amenofis II, quindi del XV secolo, ci danno già uno spaccato di quello che sono questi popoli delle isole e soprattutto ci danno anche delle indicazioni attraverso altri documenti, in particolare la stele di Karnak di Tutmosis III, che ci dà delle informazioni riguardo alla ubicazione geografica delle isole che stanno in mezzo al Grande Verde. Quindi attraverso il testo, questo testo scritto della stele di Tutmosis III, sappiamo dove erano collocate le isole che stanno in mezzo al Grande Verde. Quindi noi sappiamo da un'altra stele, dalla stele 2 di Tanis, Tanis è una città che era la sede del regale della dinastia ventunesima che ha sostituito i Ramessidi e quindi anche ha sostituito la città di Ramesse, Pi-Ramesse del faraone Ramesse II. Ebbene, in questa stele di Tanis c'è scritto appunto che per la prima volta, in effetti appunto usa delle espressioni enfatiche un po' Ramesse II in questa iscrizione del 1290 circa a.C., in cui si afferma appunto che gli Shardana apparvero appunto presso i porti egiziani e nessuno riuscì mai a sconfiggerli con le loro navi, quindi dando un'indicazione di quello che era anche
la loro valenza di guerrieri e guerrieri del mare. E indica, ci fa sapere appunto per la prima volta che gli Sardani provenivano dalle isole che stanno in mezzo al Grande Verde. In sostanza ci dice, quindi ci dà un'informazione fondamentale, importantissima. Infatti in questa stele si registra un itinerario sostanzialmente geografico, perché vengono citati una serie di paesi che stanno nell'emisfero settentrionale e nell'emisfero meridionale rispetto all'Egitto, che sta in mezzo. Quindi elenca questa stele una serie di nomi di paesi che stanno a settentrione, e a settentrione prima cita i paesi che stanno a est e poi i paesi da Yabet e poi i paesi che stanno a ovest da Iment. In sostanza ci sta dicendo: guardate, io propongo questo mondo mediterraneo, perché si tratta di paesi sostanzialmente mediterranei, con un percorso che va quindi da est verso ovest, e quindi menziona il Jai, che è la Palestina, Amu, che è un'area vicina probabilmente del Sinai, comunque in prossimità della Palestina abitata da beduini arabi, poi il Retenu, che è il Libano, e ancora viene citata Taneter, il paese del Dio, che è un paese che corrisponde alla Siria e all'Anatolia meridionale, quindi il paese degli Ittiti, perché Taneter è il paese del Dio. Ora, dopo questi paesi dell'est, menziona i paesi di Aunebu. Aunebu, da diversi documenti emerge che Aunebu altro non è che la Grecia, e ancora il paese di Myshne, che è ancora quindi più a ovest della Grecia, e in effetti è una parte della Grecia stessa oggi, diciamo, è Messene, e ancora più a ovest si trovano le isole che stanno in mezzo al Grande Verde, cioè si trovano a ovest della Grecia. E subito dopo troviamo i paesi del Nord Africa, vengono menzionati, vale a dire Iu, Tantiu e Cecnu. Per Cecnu è il paese della Marmaride, quindi confinante con l'Egitto, e non ci sono problemi. L'individuazione invece delle Iu, Tantiu, molto più complesso. Io ho proposto e propongo, anche sulla base della sonanza, perché non abbiamo molti documenti su cui fare riferimento, ma ci sono una serie di elementi interessanti che portano appunto a collegare Antiu, la parte finale, con Anteo, perché questo si evince da vari documenti egizi, e quindi Iutantum è l'isola probabilmente le isole del sepolcro di Anteo. L'isola però per i greci non significa solo isola che sta in mezzo al mare, appunto come nel caso di queste altre isole, ma anche paese costiero, cioè come per Peloponneso, che è l'isola di Pelope, ma è una penisola, non è un'isola. In sostanza anche i paesi costieri per gli egizi potevano essere delle isole. Ecco, questo per il termine Iu egizio veniva utilizzato quindi per indicare sia le isole all'interno, in mezzo al mare, quindi circondate completamente dal mare, che le isole, che le terre semplicemente appunto costeggiate dal mare. Ora, detto questo, questo è un elemento importante, importantissimo, da cui non si può prescindere, non si può dire come prima sostenevamo, ma è un elenco di nomi così a caso, no? Li mettevano così. No, non è vero, perché in precedenza effettivamente c'era la lettura di Myshne, veniva considerato come il paese dei Mitanni, che si trova sull'Eufrate, quindi in una zona completamente diversa, est. E in questo caso sarebbe stata effettivamente un po' di confusione, ma non è così. Ci dà tutte le coordinate geografiche ben precise la stella di Karnak.
di Thutmosis III. Quindi non possiamo prescindere da questo documento riguardo appunto alla collocazione delle isole che stanno in mezzo al Grande Verde. Questo per quanto riguarda questo aspetto, che è un aspetto importante. Ma poi ci sono altri particolari interessantissimi. Allora, i principi delle isole, che sono gli Sardana, perché nel XV secolo e XIV solo gli Sardana tra i popoli delle isole appaiono nei documenti egizi, non appaiono altri. Ed è interessante perché negli affreschi di Tebe, dei visir che sono appunto di questi faraoni Hatshepsut e appunto Thutmosis III e Amenofis II. In effetti noi vediamo nelle tombe di questi visir, appunto di Senemut, di Useramon e di Rekhmira, degli elementi fondamentali che ci dicono qual è il tipo di cultura e anche di aspetto di questi popoli. Ebbene, innanzitutto sono popoli rosso-bruni, sono popoli mediterranei. Mediterranei vuol dire quindi che appartengono ai paesi appunto costieri del Mediterraneo. Non sono popoli indoeuropei e non sono semiti, quindi già per esclusione noi dobbiamo dire che gli Sardana non possono essere che non una popolazione che dal punto di vista fisico sono come i cretesi, come gli egizi, come i cananei, come quelle popolazioni che avevano appunto dei connotati fisici e probabilmente anche linguistici, culturali in genere, tipo mediterraneo. Ma c'è ancora di più, portano delle armi, portano le spade, lunghe spade, che sono come quelle del tipo di Santiroci di Decimo Puzzo. Spade che cominciano ad apparire in Sardegna la fine del XVII secolo, inizi del XVI, e che sono identiche appunto a quelle portate dai popoli delle isole in questo periodo, appunto nei documenti, negli affreschi tebani. E portano l'arco, quindi sono arcieri anche, e poi in effetti gli Sardana nei documenti egizi non appaiono illustrati con l'arco, ma sappiamo che usano l'arco gli Sardana perché a Ugarit vengono assegnate delle armi, tra cui ci sono gli archi, ci sono anche le cuspidi, il giavellotto, le spade, eccetera. Quindi gli Sardana erano diciamo dei guerrieri che avevano diverse specializzazioni, erano dei guerrieri formidabili. D'altronde, se sono guerrieri del mare, per forza devono usare anche le fionde, sono frombolieri e arcieri, perché devono combattere a distanza, no? Negli assedi, negli assalti costieri e così via. Ora, quindi, la connotazione anche dal punto di vista culturale degli Sardani emerge già da questi primi documenti. È interessante vedere che gli Sardana vengono utilizzati nei contingenti delle città di Biblo, Ugarit e Efeso, che sono città dei territori egizi oppure degli alleati. Efeso si trova nel territorio di Arzab della Caria, insomma nell'Anatolia, e quindi è alleato egizio contro gli Ittiti. E qui c'erano gli Sardana. I Sardana appunto quindi vengono menzionati, è interessante perché questi Sardana hanno le terre, hanno terre fertili da coltivare, quindi evidentemente ci sono ragioni per emigrare da parte degli Sardana e ottengono le terre e altri privilegi, ottengono terre anche ottime. A Ugarit vengono segnati vigneti e hanno dei privilegi, perché emerge anche da come vengono menzionate. C'è un'iscrizione addirittura che parla Giordano mio signore, cioè a seconda del parere anche degli studiosi si pensa che fosse uno Sardana proprio il capo dell'esercito di Ugarit, di tutto l'esercito del territorio di Ugarit. Quindi hanno dei ruoli importantissimi e fondamentali. Ora,
questo primo modo di apparire da parte degli Sciardana viene poi ad essere evidenziato anche dalla corrispondenza di Tele Lamarna del faraone Amenoffi IV Akhenato, no? Il faraone cosiddetto eretico che cambiò appunto il sistema religioso egizio per togliere potere ai sacerdoti tebani. A noi interessa il fatto appunto che gli Sciardana è in un periodo di conflittualità con gli Ittiti, vengono perseguitati dagli stessi Ittiti. Anche a Blibo ci sono manovre, quindi viene ucciso uno Sciardana, e a Ugarit lo stesso vengono perseguitati perché vengono confiscati i beni degli Sciardana quando arrivano gli Ittiti che occupano e conquistano il regno di Ugarit, strappandolo appunto agli egiziani. Questo al tempo di Shupolulunuma I, e siamo intorno al 1360-1350 a.C., proprio sotto il regno quando c'è il regno di Amenoffi IV in Egitto. E ad Efeso, ad Epasa, gli Sciardana sono sottoposti a persecuzione, e quindi c'è una persecuzione selvaggia, e probabilmente gli Sciardana scompaiono del tutto da Efeso. E noi abbiamo quindi un quadro che comincia a far vedere quindi gli Sciardana come guerrieri formidabili che quindi ottengono il loro servizio di mercenariato, per il loro servizio di mercenariato, delle terre su cui risiedere, su cui quindi abitare. Io non so se c'è qualche altra domanda adesso, eventualmente poi riprendo. Magari riprendiamo dopo questo argomento, perché magari è importante, visto che appunto dal discorso si capisce che gli Sciardana tra il 1500 e il 1200 a.C. hanno avuto un ruolo da protagonisti nelle vicende del Mediterraneo orientale. Magari può dare che era anche lo stesso periodo dell'apogeo della civiltà nuragica, corrisponde all'apogeo della civiltà nuragica. Magari può dare qualche anche informazione su quale era il panorama politico del Mediterraneo orientale a quel tempo. Sì. Io ho accennato appunto a questo conflitto in corso tra gli Ittiti e gli Igisi, che è, diciamo, uno degli elementi fondamentali. E questi erano i paesi che si contendevano le risorse del sud-est del Mediterraneo, in particolare Cipro, la terra del rame, che era soggetto in continuazione a un cambio di proprietà, perché se lo contendevano, ovviamente, i lingotti di rame. Il rame è fondamentale perché era la materia prima proprio per le armi, innanzitutto, le armi di bronzo, no? Con la lega del rame stagno, e quindi era fondamentale avere il rame appunto per armare gli eserciti in primo luogo, e quindi si contendevano le risorse, e a queste risorse però miravano anche i regni micenei, l'altra forza, quindi questi Micene, Tirinto, Argo, Pilo e così via, erano tutte città dell'area micenea che cercavano di estendere i loro domini, coinvolgendo anche Creta, Minosse, no? La talessocrazia di Minosse a Creta, ed è legata proprio a questo periodo importantissimo tra il XV, il XIII, XII secolo. E vediamo che nella sostanza c'è un quadro che vede da un lato l'Occidente e dall'altro queste grandi civiltà. Nell'Occidente chi emerge è la civiltà nurasica. Emerge per i suoi legami proprio con l'est del Mediterraneo dal punto di vista culturale. L'architettura nurasica è la sola che può essere confrontata con quella micenea, con quella cretese. In Occidente non ci sono altri elementi che noi possiamo prendere in considerazione al fine di questa relazione con il mondo dell'est. E vediamo che in questo periodo tra il XV e il XIII secolo la Sardegna mantiene dei contatti stretti
con l'est del Mediterraneo, non solo attraverso l'architettura, queste analogie straordinarie che non sono frutto del caso, ma sono frutto dello scambio di esperienze, anche di maestranze e così via, sia nell'ambito delle costruzioni delle volte, delle costruzioni idrauliche dell'acqua, eccetera. E poi soprattutto il fatto che i materiali dell'Egeo, di Creta, della Grecia continentale arrivano in Sardegna e quindi vediamo la ceramica micenea del XIV secolo, vediamo ad esempio le paste vitree, vediamo in particolare anche elementi in avorio, la testina guerriero per esempio di Decimo Puzzu, e una serie diciamo, di materiali che evidenziano che ci sono degli incontri tra la Sardegna e l'est del Mediterraneo. Ma poi troviamo la ceramica nuragica a Creta, ceramica nuragica che è abbondante proprio nel porto di Comos di Festo, il porto di Festo, Comos. Ed è quindi troviamo la ceramica nuragica in Sicilia, troviamo la ceramica nuragica ad esempio a Tirinto, ancora a Cipro, cioè troviamo ancora altri materiali che denotano relazioni che non riguardano solo la Grecia e anche appunto le altre terre dell'Egeo, ma riguardano anche Ugarit e l'Egitto. In Egitto, per esempio, dall'Egitto provenivano le paste vitree e anche da Ugarit, in Sardegna. C'è stata delle analisi, le ultime analisi dimostrano appunto che provengono da queste aree. Le paste vitree, degli elementi ornamentali delle collane, appunto, sono state trovate al Semposimo di Conosfonadica e altrove del XIV e XIII secolo. Ci sono anche per esempio, le stele centinate che troviamo nelle tombe di giganti. L'unico confronto che si può fare è con le stele di Tutmosis III, degli altri faraoni, cioè le stele funerarie della civiltà egizia. C'è una relazione diretta con l'Egitto che produce determinati elementi. Purtroppo l'archeologia è ancora una scienza giovane, io lo dico sempre, questo sta crescendo. Fino a 30-40 anni fa non si sapeva nulla dei materiali micenei e dell'Egeo in Sardegna e dei materiali sardi o nuragi trovati nell'est del Mediterraneo. Quindi abbiamo un quadro che è in fieri, che sta cambiando in continuazione e tutto porta appunto nella direzione di un rapporto tra la Sardegna e l'est del Mediterraneo sempre più intenso e più forte. Quindi qual è il quadro politico? Questo è il problema fondamentale. Ci troviamo di fronte a un dominio di certe dei grandi paesi dell'est del Mediterraneo, le grandi potenze. Da parte invece dei paesi dell'est del Mediterraneo, tra il XV e il XIII, vediamo l'utilizzo di popolazioni occidentali, e questo riguarda anche gli altri popoli del mare, i Tush, gli Shekels, sono i Siculi, gli Shekels, probabilmente un'altra popolazione sarda, i siculesi, questo eventualmente ne riparliamo dopo. Ma la cosa interessante è appunto che il materiale umano occidentale viene utilizzato come per i mercenari, no? Viene utilizzato appunto per questi eserciti stranieri, e sicuramente gli Sardana e quindi i sardi vengono utilizzati anche in Grecia e nel mondo miceneo. Noi abbiamo una serie di elementi della letteratura classica interessantissimi che ci fanno vedere proprio le relazioni che correvano tra la Sardegna e il mondo Egeo. Basti pensare ad esempio allo scontro tra Medusa, che è una regina dei Sardi, e Perseo, che non è solo il fatto mitico appunto dell'uccisione del taglio della testa, significa da un punto di vista storico appunto uno scontro tra due civiltà. Vediamo Sarda, che è figlia di Stenelo nella dinastia regale micenea. Stenelo è figlio di Perseo. Nella stessa tradizione vediamo anche la presenza di Medusa o anche Artimedusa.
che si riportano proprio a questa identificazione appunto con Sarda. E la cosa importante però ancora questo evento straordinario che ci parla di Talo, il guerriero di bronzo che viene utilizzato da Minosse, ma questo Talos appunto che funge da mercenario di Minosse e che cerca di respingere l'attacco dei nemici, ma cerca di respingere anche l'attacco dei sardi, no? Ha la doppia veste di mercenario di queste potenze micenee, di questo sardo, di questo Talo, e invece poi di attaccante nei confronti delle stesse aree egee. Infatti i sardi avrebbero cercato di attaccare, di insediarsi, occupare Creta. Quindi c'è la letteratura antica che ci dà dei segnali formidabili, nonostante i testi siano stati scritti dai greci, non dai sardi. Cioè abbiamo una serie di elementi attraverso Plutarco, attraverso Zenobio, attraverso altri autori, che ci fanno capire come la Sardegna non era affatto estranea nell'orizzonte appunto del XIII-XIV secolo agli eventi del Mediterraneo, anzi erano dei protagonisti, è evidente. Quindi questo è il quadro politico generale, da un lato le grandi potenze, dall'altro invece le popolazioni occidentali che erano apparentemente in un ruolo subalterno inferiore, ma che dovevano però ribaltare questa situazione perché non potevano più tollerare un fatto importante, di cui parleremo dopo. Per riallacciarsi a questo discorso della... Per riallacciarci a questo discorso praticamente delle fonti egiziane, sia quelle letterarie che quelle figurative, raffigurazioni iconografiche, gli Shardana compaiono in precisi momenti clou della storia egiziana, almeno le fonti ce le fanno apparire in quei momenti clou, ai tempi appunto di Hatshepsut e di Tutmosi III, ai tempi di Amenofi IV o Akhenaton, che dir si voglia, ai tempi di Ramesse II e poi più tardi di Ramesse III, con le varie battaglie che appunto tenderanno a far chiudere, a far crollare i regni occidentali, orientali. Vuol dare qualche dettaglio, magari come esempio chiave, il caso del mercenariato degli Shardana ai tempi di Ramesse II, e come loro quindi si sono integrati poi nella vita egiziana. Al tempo di Ramesse II, gli Shardana, che prima erano stati utilizzati nei contingenti delle guarnigioni delle province egizie, vengono invece oramai utilizzati nell'esercito egiziano. Abbiamo il papiro Anastasi II che ci informa della presenza nell'esercito di Ramesse II, nella battaglia di Kadesh e in altre occasioni, appunto di una sorta di legione straniera, la legione di Set, in cui vengono menzionate 2000 Shardana, 1500 Meshvesh e 880 Keek. Meshvesh e Keek sono popolazioni che vengono identificate attraverso le storie di Erodoto con i Maxwes e i Zawekes, che sono popolazioni della Tunisia, cioè la regione che sta di fronte alla Sardegna. Queste popolazioni dei Meshves e dei Keek, insieme con i Nubiani, vengono utilizzati appunto in questa sorta di legione straniera. Ma i sardi vengono anche utilizzati nella Guardia Regia, anzi la Guardia Regia di Ramesse II è formata appunto solo ed esclusivamente da Shardana, circa una compagnia di circa 250 uomini.
Quindi in sostanza Kadesh combatterono contro gli Hittiti nella grande battaglia famosa di Kadesh circa 2250 Shardana. Il ruolo che ebbero gli Shardana fu importante perché in tutte le rappresentazioni dei templi di Abu Simbel, appunto di Karnak, di Abido e così via, risultano sempre in posizione centrale, subito sotto, al centro, sotto la statua del faraone sul trono trionfante, appunto sotto il faraone trionfante ci sono gli Shardana che hanno ai lati poi i soldati della fanteria egiziana, quindi gli altri soldati più forti. E questo esprime questo concetto appunto che sotto il regno già di Ramesse II i Sardi ebbero un ruolo importantissimo. E i Sardi non furono presi prigionieri come talora si dice, ma erano mercenari appunto, quindi mercenari che avevano in cambio le terre. Non a caso nel papiro Wilbur vengono menzionati oltre 100 Shardana con i loro nomi e che hanno delle terre nel Medio Egitto, vengono concesse le terre da parte del faraone nel Medio Egitto. In effetti gli Shardana erano molto numerosi e occuparono una fascia almeno di 200 km, appunto avevano le loro terre una grande estensione, nelle terre più fertili proprio tra il Nilo e il Bahr el-Yusuf, il canale appunto che corre parallelo al Nilo provenendo dal lago di El Fayum. Ora c'è quindi una situazione straordinaria, appunto questi sardi hanno un ruolo importante dal punto di vista proprio militare, vengono utilizzati come tale, ma vogliono in cambio le terre, questa è la cosa fondamentale. Questo quadro straordinario però cambia, perché intorno al 1269, dopo la battaglia di Kadesh, gli Hittiti e gli Egizi si mettono d'accordo. In sostanza creano un monopolio e a partire da quel momento i mercenari non vengono più assunti appunto da queste potenze esterne. Il quadro cambia a giudicare da altri documenti anche della letteratura greca, cambia anche nel mondo misceneo. Nella sostanza queste grandi potenze creano un monopolio col controllo di Cipro e di altre risorse importanti dei metalli e non solo, e quindi questi popoli da cui provengono i mercenari non hanno più uno sbocco per le terre. Anche dal punto di vista economico poi hanno dei mercati chiusi, quindi si trovano nell'obbligo, cioè sono costretti a trovare altre strade. La strada è la guerra. È incredibile, ma i popoli del mare, insieme, quindi gli Shardana, questi popoli occidentali e i popoli del Nord Africa, a partire dai Meshes e dai Kek, quindi queste popolazioni della Tunisia, che occupano tutta la fascia settentrionale fino ai confini dell'Egitto, occupano addirittura una parte dell'Egitto, del delta occidentale. E combattono, quindi aprono un fronte di guerra contro Meremptah innanzitutto, che comincia a regnare dopo la fine del regno di Ramesse II, intorno al 1224-25, quindi cominciano una guerra nel quinto anno, nel 1220, Meremptah è costretto a subire l'attacco di questi popoli del mare e anche popoli del Nord Africa messi insieme. E inoltre anche gli Hittiti da parte loro subiscono sempre l'attacco, l'assedio dei popoli del mare. In questa circostanza l'Egitto perde sostanzialmente il Libano e invece gli Hittiti, il Regno Hittita perde l'Amurru, che è la regione immediatamente soprastante il Libano, quindi che fa da cuscinetto il regno siriano di Ugarit sostanzialmente. Quindi
comincia già a sgretolarsi l'impero egizio da una parte e Ittita dall'altra. Ci sono anche attacchi probabilmente al mondo miceneo che vengono rivelati dal fatto appunto dagli episodi che riguardano i tentativi degli Eraclidi, questo è un problema ancora più complesso, degli Eraclidi che cercano di occupare il Peloponneso, dove sono appunto i grandi regni micenei, il cuore di Tirinto, Micene e così via. Quindi ci troviamo di fronte ad un attacco poderoso che parte dal mare, cioè i popoli del mare hanno il vantaggio di poter bloccare i porti, le basi fondamentali del commercio dei grandi regni, ed è questa la carta vincente che porterà i popoli del mare pian piano a sgretolare nell'arco di un quarantennio il dominio di queste potenze dell'est del Mediterraneo. Generalmente gli studiosi cercano di dare un peso maggiore a quello che è l'influenza di quello che sono le cause contingenti, vale a dire crisi economiche, crisi sociali, oppure terremoti o anche altre cause naturali, quindi climi che erano portatori di carestie e così via. In effetti la ragione vera, ce lo dice Ramesse III, è che furono i popoli, questi popoli del mare, che fecero cadere questi grandi regni. Quale fosse poi l'incidenza di queste altre cause, questo è tutto da valutare ancora. Ma una cosa è chiara, perché ce lo dice Ramesse III. Ramesse III, a Medietapo ce lo racconta, poi anche il papiro Erris e così via, ci dice con chiarezza che queste popolazioni si occuparono sostanzialmente tutte le terre dell'orbe terrestre. Usa proprio questa espressione per indicare che era un evento catastrofico quello che era avvenuto, cioè nessuno aveva potuto resistere. E d'altronde poi tutta una serie di documenti, anche sempre dello stesso Ramesse III, ci fa capire appunto come il centro della situazione politica, geografica del tempo fosse appunto occupata dai popoli del mare in quel periodo. Quindi questo è un dato estremamente interessante, cioè nella sostanza i Sardani, gli altri popoli del mare, ebbero un ruolo storico importantissimo e non bisogna minimizzare questo evento storico che fu provocato appunto dalle azioni dei popoli del mare. Alcuni storici, Klein ed altri per esempio, sostengono che in effetti fu una sorta di goccia che fece traboccare il vaso, cioè come per l'impero romano. L'impero romano era in crisi dal punto di vista anche sociale, economico, quindi le popolazioni germaniche e barbariche poterono occupare Roma facilmente, senza problemi, dimenticandosi che in effetti c'era tutta una premessa precedente, perché i romani utilizzavano ormai queste popolazioni barbare nei loro eserciti, insomma c'era già un'infiltrazione di queste popolazioni, cioè di fatto avevano già favorito questo evento in qualche modo. Comunque, al di là di questo e dei paragoni con quelle che possono essere altre vicende storiche, quello che sono fondamentali, non possono eludere, sono i testi scritti del periodo egiziano e dei faraoni egiziani. A questi noi per forza di cose dobbiamo attenerci. Poi c'è il problema, ovviamente, sono altre questioni, non so se sarà il tempo di affrontarne anche prima di dare la parola anche al pubblico. Sì, infatti, magari... Facciamo un'altra cosa e poi passiamo la parola. Sì, proprio... Quindi Mi spiace che il sole è bello, ma qualche volta anche dà fastidio. Come ultima domanda a questo punto, prima di passare la parola anche al pubblico, magari anche loro avranno altre domande più precise, volevo chiedere quindi la sua proposta fondamentale del libro, cioè l'identificazione tra gli Shardana, i testi egiziani, ugaritici e i sardi nuragici. Quali sono gli elementi archeologici che lei, i dati archeologici che lei usa appunto per avvalorare la sua proposta, questa identificazione?
Mi spiace che io non posso far vedere le immagini, insomma, questo lo dico ovviamente tenendo presente proprio che l'aspetto, l'esame dei materiali archeologici avrebbe aiutato anche a capire le cose che dico in questo momento. Noi vediamo da parte della cultura nuragica, non solo l'abbiamo già visto prima, no? Ci sono questi scambi, è incontestabile il fatto che la Sardegna avesse relazioni con questi paesi dell'est del Mediterraneo, con tutte le altre terre, Cipro comprese, da cui prendeva poi i lingotti di rame. La Sardegna è la terra che ha restituito il maggior numero di località appunto con lingotti di rame. Evidentemente c'è una richiesta del mercato importantissimo da parte dei sardi, e questo è legato ovviamente alla guerra ancora una volta, no? All'utilizzo del rame per funzioni militari. E quindi c'è questo aspetto. Ma occorre dire che ci sono una serie di elementi, non solo l'abbigliamento, gran parte degli studiosi hanno evidenziato l'affinità che corre per quanto riguarda le armi, il fatto che l'armamento, l'elmo cornuto, lo scudo tondo e così via. Occorre dire a proposito dell'elmo cornuto e dello scudo tondo che mai prima degli Sardana altri popoli hanno utilizzato in guerra l'elmo cornuto e lo scudo tondo. Sono apparse sia lo scudo tondo che l'elmo cornuto esattamente con gli Sardana. Ci sono state rappresentazioni di divinità anche dell'est, no? Divinità dell'est del Mediterraneo, anche con corna iterate, con copricapi a corna, eccetera, ma mai alcun esercito compare con l'elmo cornuto prima degli Sardana. Si diffonderà dopo gli Sardana, dopo gli eventi degli Sardana, allora troveremo l'elmo cornuto presso tanti altri popoli. Lo scudo tondo è la stessa cosa. Esaminando tutti i documenti iconografici, noi vediamo che ad esempio nelle popolazioni ittite, in quelle micenee e così via, non compare lo scudo tondo prima che appunto siano arrivati i popoli del mare, e in particolare gli Sardana. E solo a partire ad esempio nel cosiddetto cratere dei guerrieri di Micene compaiono appunto dei soldati con l'elmo cornuto e lo scudo tondo. Ma ci sono delle rappresentazioni del tutto particolari. Per esempio a Tirinto compaiono dei guerrieri con il gonnellino a coda. Gonnellino a coda che vediamo anche nei cosiddetti pugili sacerdoti. In effetti sono guerrieri sacerdoti, non pugili, non sono pugili. Eventualmente vi spiegherò anche perché, se rimarrà qualche secondo. Dicevo, ci sono queste raffigurazioni a Tirinto con quindi delle raffigurazioni su vasi in cui compaiono dei guerrieri con scudo tondo e appunto il gonnellino a coda. Il gonnellino a coda viene utilizzato solo dagli Sardana e dai guerrieri egiziani, non da altri. E in Grecia potevano essere solo i sardi, perché queste rappresentazioni sono da attribuire alla fine del XIII, inizi del XII secolo, cioè nel momento in cui cadono i regni micenei e quindi compaiono popolazioni affini ai popoli del mare, appunto, proprio per il loro abbigliamento. Ed è interessantissimo questo fatto perché non solo troviamo queste analogie, ma anche, per esempio, troviamo sempre a Tirinto una rappresentazione in cui si vede un guerriero, un arciere, con la gorgiera ad anelli che troviamo solo nella bronzistica nuragica. A Efeso, sempre alla fine del XII-XII secolo, abbiamo sul fondo del vaso il disegno del pugnale a Elsa Gamatta, tipicamente nuragico perché non si trova in altre parti. Ora, ci sono diverse altre
di altri elementi archeologici da portare a confronto appunto di questa e anche e soprattutto testimonianza di questa identità. La cosa interessante è appunto che non si può prescindere da questo insieme di dati che riguardano sia i testi egiziani, ugaritici, scritti contemporanei, sia le fonti della letteratura antica, le fonti della letteratura greca, e sia appunto gli elementi dell'archeologia. La parola a voi, se avete domande per il professore. Magari chi ha qualche curiosità si parla al microfono e sentono tutti. Vengo subito a rispondere. Mi ha chiesto se l'elmo cornuto viene utilizzato solo appunto in una funzione militare o solo per una questione estetica in qualche modo, no? Cioè legato. Ma gli elmi cornuti noi riflettono e rispecchiano il rapporto col mondo degli animali. Possono essere appunto, può essere il toro che rappresenta a sua volta anche la divinità, no? Può essere la capra, può essere l'ariete e così via. In effetti questi copricapi rispecchiano, lo vediamo anche nella bronzistica figurata poi, una simbologia che riporta al mondo dell'economia di questi paesi. Ed è lo stesso che avviene nelle maschere tradizionali sarde, insomma la stessa cosa. È un richiamo a quello che erano i valori dell'economia e quindi anche chi rappresentava poi anche il mondo sovrannaturale, no? E quindi il rapporto con la divinità che stavano dietro questi animali, le fonti fondamentali dell'economia del tempo. Quindi le pecore, le capre, i boi e così via. Innanzitutto quindi c'è un rapporto col territorio che proviene da questo. C'è il problema anche della funzione militare, perché è protettiva, certamente, perché molti di questi elmi non solo hanno le corna, ma hanno delle creste, hanno tutta una serie di elementi per parare e per quindi proteggersi dai colpi, insomma. Quindi hanno una doppia funzione rappresentativa e anche evidentemente protettiva della protezione della persona. Quindi è importante questo riferimento a quello che è un valore. In Sardegna abbiamo, non so, la tradizione della cultura di Ozieri con le proto-metaurine, no? Quindi c'è tutto un legame che arriva fino alla bronzistica figurata, ma un legame molto, molto antico che nasce nel Neolitico e che ritorna poi nell'età del ferro, quando ritorna l'iconografia, le rappresentazioni umane, perché c'erano tutte l'età del bronzo, c'è un periodo tra virgolette di iconoclastia, sostanzialmente le immagini figurate umane e animali scompaiono. C'è tutto il periodo, c'è un ritorno dopo la fine dei nuraghi nel X-IX secolo, c'è la rappresentazione di nuovo figurata e quindi abbiamo la possibilità di vedere appunto le caratteristiche umane, fisiche e anche appunto gli uomini, gli animali e così via, insomma. È stato lungo. Si può avvicinare così. Intanto volevo ringraziare questo racconto bellissimo. Da quello che ci ha raccontato lei, questi popoli appaiono come popoli guerrieri, e di questo è chiaro. Ma dalle fonti si può anche dedurre, loro si facevano regalare le terre, quindi erano in qualche modo anche stanziali, si può anche dedurre la loro vita così quotidiana o non è possibile? Grazie. Posso eventualmente integrare la domanda? Scusa? Sì, prego. A un certo punto
inizia lui parlando di mercenari che combattono con gli eserciti egiziani e ittiti. Poi a un certo punto si fanno regalare le terre e arrivano i popoli del mare, è la popolazione che si sposta dalla Sardegna e dal Mediterraneo occidentale verso l'Egitto. Ho capito così. Sì, è una questione un po' più complessa e articolata. C'è un ritorno di queste popolazioni una volta che vengono sconfitte. Questa è un'altra domanda ancora. Beh, dunque, occorre valutare due aspetti. Da un lato, appunto, c'è il momento del mercenariato. Ovviamente i popoli del mare, in particolare i Shardana, ripeto, che hanno la leadership in queste vicende, hanno le terre dai documenti del papiro Amen, soprattutto dal papiro Wilbur che è stato prima, emerge che gli Shardana hanno le terre, sono quindi dei contadini, ma anche sono allevatori. Qui c'è una buona parte, perché hanno gli erbai dove sono le capre, quindi sono oltre che contadini sono anche pastori in parte, quindi c'è un'economia mista da parte di questi Shardana. Ci sono alcune scenette interessanti, c'è una rappresentazione che per me appunto riguarda gli Shardana dove fanno Sastrumpa, dove fanno la lotta, insomma, no? Ci sono delle cose interessanti, uno Shardana che durante la battaglia di Kadesh fa da chirurgo, estrae parte di una, probabilmente su una gamba appunto di un egiziano, estrae probabilmente una parte della cuspide di Freccia che l'aveva colpito con una sorta di bisturi, di coltellino. Ci sono una serie di cose che ci danno insomma qualche idea di quello che erano le valenze anche di questi Shardana, però non abbiamo moltissime notizie cui possiamo ricostruire veramente tutto l'aspetto culturale. C'è una cosa importante che per esempio in un documento che è il cosiddetto papiro dell'adozione, come testimoni ci sono degli Shardana, ma c'è anche la moglie dello Shardana. Quindi il ruolo importante della donna presso gli Shardana che emerge. Un ruolo che io ho voluto evidenziare anche in altre situazioni proprio col richiamo ad un regime matrilineare, di successione matrilineare in età nuraggia, ma questo è ancora un aspetto che meriterebbe poi di un approfondimento a parte. Per quanto riguarda questa prima fase, quindi abbiamo gli Shardana che hanno bisogno di terre e quindi hanno delle terre in concessione e quindi vivono lì, tant'è che nei documenti egizi ancora perpetuano fino al IX-VIII secolo la presenza degli Shardana, proprio citati come Shardana, quindi una componente Shardana, una componente piuttosto consistente. Io sospetto che dietro il termine Karassiri, usato da Erodoto a proposito di una delle caste dei guerrieri egizi di 250.000, quindi una comunità consistente, si nascondono proprio gli Shardana, ma questa è una cosa su cui bisogna mettere un punto interrogativo. Ma è evidente comunque che gli Shardana in Egitto erano in numero consistente, notevolissimo, tant'è che Ramesse VI, ad esempio, menziona il fatto che gli Shardana, insieme con i Keek, potevano essere tranquilli, non avevano più problemi perché ormai c'era una situazione pacifica, e cita gli Shardana, quindi oramai l'elemento militare rappresentativo fondamentale in ambito egiziano erano proprio gli Shardana. Quindi un ruolo che ebbero, a mio avviso, addirittura forse con la XXI dinastia dopo il Ramessidi, probabilmente prima dei Libi, della dinastia libica, salirono al trono proprio gli Shardana, ma questo è ancora un altro punto interrogativo che meriterebbe ulteriori approfondimento. Ma io avanzo questa possibilità che va ulteriormente approfondita, tenuta in considerazione. Rimane il problema: questi signori
i popoli del mare, di Sardana per primi, sconfiggono le grandi potenze. Ma l'hanno fatto tanto per il gusto di vedere le sconfitte, non è così. In effetti i Filistei, no, i Pelesette, si insediano nella Palestina, che prende nome da loro. A nord c'erano innanzitutto i Sichel e gli Sardana. Questo risulta da documenti egiziani, lo stesso. Quindi erano insediati in un'area del vicino Oriente. A giudicare da tutta una serie di documenti, gli Sardana dovevano essersi insediati nell'area del Libano e nell'entroterra in Galilea, perché nella Bibbia si parla di Galil Hagoim, che sono popoli stranieri che non sono né i Cananei, non sono né i Filistei né gli Israeliti, e coincide esattamente appunto con la presenza degli Sardana a giudicare dai testi egizi. Quindi gli Sardana sicuramente si insediarono in queste terre ed ebbero delle terre in queste zone, ma probabilmente si insediarono a Cipro e in tante altre regioni. Io ho fatto tutta una serie di prospettive tenendo presente i testi anche della letteratura greca. Problema grosso appunto le tracce culturali di questi Sardana, insomma, no? Perché quali sono? Noi vediamo delle tracce relative ai Filistei. Ora, per gli Sardana c'è un problema particolare. Gli Sardana erano insediati già nelle fortezze, quindi erano già acculturati, tra virgolette, usiamo questo termine, e quando si insediano quindi trovano terreno fertile proprio per proseguire questa acculturazione rapida, no? Quindi la cultura Sardana in effetti, ma noi dobbiamo ancora continuare in questa direzione con gli studi archeologici perché siamo ancora all'inizio, ripeto questo concetto. In effetti appunto degli Sardana non c'è una situazione molto chiara dal punto di vista culturale, ma per tante lacune solo gli studi di Tele Assidier sul Giordano indicano che venivano utilizzate delle fionde, ci sono i proiettili di pietra e soprattutto ci sono dei pugnali che hanno decorazioni e forme esattamente identiche a quelle nuragiche. Quindi se non sono nuragici questi materiali sono certamente imitazioni di elementi nuragici. Noi dovremmo aspettarci certamente molto di più, è normale, ma tenete conto del fatto che noi non conosciamo ancora, nonostante il numero eccezionale, non conosciamo neanche una sepoltura degli Sardana in Egitto. Non è stato individuato. Cioè ci troviamo di fronte a lacune ancora notevolissime da parte della ricerca archeologica. Quindi è un campo su cui occorre ancora investigare molto. E sul ruolo, ripeto, delle conquiste di questi popoli, occorre tenere presente che i greci hanno cercato di minimizzare questo fenomeno, tant'è che loro non parlano mai di eventi di popoli del mare, cioè il ritorno degli Eraclidi, cioè di guerrieri loro, di personaggi legati a dinastie micenee, in particolare tebane, e poi anche e soprattutto la questione dei Dori. In effetti i Dori operano, e anche appunto gli Eraclidi operano nello stesso periodo in cui si muovono i popoli del mare e bisogna sostanzialmente in qualche modo identificarli. È un problema molto grosso questo. Io quando ho affrontato questo libro mi sono trovato di fronte a ostacoli notevolissimi di ogni genere, soprattutto quello di valutare le relazioni esistenti tra i documenti egizi e gli eventi che riguardavano il mondo del sud-est del Mediterraneo e i racconti quindi da parte dei stati egizi con i racconti della letteratura greca relativa al periodo preomerico, relativa al periodo delle guerre di Troia, relativa ai periodi precedenti e anche appena successive. In effetti è questa una fase storica di straordinario interesse. Non so, vedendo i documenti egizi registriamo un Piamiradu che regna nell'Anatolia settentrionale e che non può che essere Priamo
o Eteocles Tavalagagas, non mi viene più, Tavalavas, che è l'equivalente di Eteocle, re di Tebe, no? Nelle vicende dello scontro tra Eteocle e Polinice e così via. Insomma, sono una serie di cose di straordinario interesse che devono ancora essere come dire, approfondite e valutate, insomma, in questo panorama che è un periodo storico che merita ulteriori attenzioni. Io ho cercato di portare l'attenzione soprattutto a questa sfera delle relazioni tra i documenti della letteratura greca e i testi greci e i testi contemporanei egizi, ugarittici, ittiti e così via. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più del ruolo delle donne nella Si avvicina un po' perché sento pochissimo. Visto che ha cercato l'argomento, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul ruolo delle donne nella società. Il ruolo delle donne. E da che cosa si evince questo ruolo matrilineare? Sì, sì. Beh, noi abbiamo una serie di elementi nella cultura nuragica che fanno pensare che la donna avesse un ruolo importantissimo, soprattutto che recitasse un ruolo fondamentale nel passaggio ereditario. Questo avviene e sopravvive da un punto di vista probabilmente politico e strutturale. C'è un altro elemento importante ed è la tradizione legata all'uccisione dei vecchi padri. L'uccisione dei vecchi padri e anche l'uccisione dei vecchi re. Cioè, questa tradizione è legata proprio all'aspetto sociale. Cioè vengono uccisi, si uccide il re sacro perché il re sacro regna a tempo determinato. Inizialmente anche in Egitto era così. Poi però i faraoni hanno rinnovato il loro potere con la festa Sed, dando prove di valore, eccetera, eccetera. Ma in effetti, inizialmente, anche in Egitto, sostanzialmente il re era a tempo debole, cioè era sostanzialmente il consorte della regina, della moglie, e aveva un tempo determinato. In Sardegna l'uccisione dei vecchi padri, che è non solo c'è stata tramandata dalla letteratura greca, ma anche si conserva attraverso le tradizioni etnografiche, tutta una serie di toponimi, Sababaieca, Suscrovenadroso de Becius e così via. C'è una serie di situazioni che portano a individuare appunto in questo evento quindi un qualcosa di legato alla sfera sociale, politica. Per esempio, faccio l'esempio anche di Guasila, in Sagassa a Sabachigetta, nella caccia alla Giovenca, viene messo, che cos'è questa? È una gara di valore per ottenere che cosa? Sì, viene uccisa la Bacchigera, ma sempre quando c'è una gara c'è un qualcosa da conquistare. La cosa da conquistare è il velo, che deve essere messo in testa alla più bella del paese. Questa più bella del paese era nella sostanza era in sostanza la principessa, che doveva essere sposata, quindi chi sposava la principessa, come nelle fiabe si diventava il capo della comunità, diventava re, quindi era l'elemento politico fondamentale. Voglio appunto dire questo, che il matrilinearismo emerge anche da altre rappresentazioni, per esempio nelle stele, nelle cosiddette statue menhir del Sacidano, no? Dove c'è il pugnale, c'è la figura della dea che è ancora dominante. La statua è quella della dea, non è di un eroe o di altro. L'eroe è capovolto, è messo capofitto nel registro mediano, e sotto a parte
c'è enorme, grande, il pugnale che è l'arma del potere, è l'arma che viene concessa al sostituto del re che è morto dalla dea attraverso evidentemente una sua rappresentante che non può essere la principessa, che non può essere la donna. Ci sono una serie di elementi che portano a pensare che, come avveniva anche fino a poco tempo fa, l'uomo va a sposarsi nella casa della donna, la donna eredita la casa, il nuraghe veniva ereditato dalla donna, dalla famiglia quindi della donna. E anche nella Grecia ci sono una serie di elementi nella letteratura greca che fanno pensare come questo regime di tipo matrilineare, quindi la successione regale attraverso la famiglia della donna, non attraverso la successione di padre in figlio, fosse appunto una consuetudine prima appunto che cominciassero a sorgere regimi di tipo patrilineare, quindi con la successione del potere di padre in figlio. In ambito nuragico ci sono una serie di elementi che fanno pensare a questo. Questa è la situazione, perché dovremmo spiegare poi in che cosa consiste la successione maschile, soprattutto una successione patrilineare in ambito nuragico, perché appunto non ci sono delle tombe prestigiose di capi, non ce ne sono, non esistono, e non è un caso. Cioè ci troviamo di fronte a una comunità che non è quella di certe società appunto in cui c'è un regime per cui appunto il potere passa, ripeto, di padre in figlio e anche quindi la casa stessa. Perché questo? Perché nelle comunità neolitiche a cui si riallaccia la comunità nuragica, in effetti era la donna che teneva i rapporti nell'ambito del villaggio. L'uomo andava a caccia oppure andava soprattutto a pascolare le pecore, restava anche fuori mesi e mesi, era sempre la donna che tesseva i rapporti nell'ambito delle comunità e delle scelte quindi all'interno dei villaggi. E questo è un elemento importante da comprendere, ma è tutto l'insieme che porta verso questa direzione. Poi non abbiamo nessun testo che ci dica nella società, la società nuragica si evolveva appunto in questa struttura matrilineare. Noi non abbiamo nessuna documentazione scritta, ma abbiamo una serie, ripeto, di elementi che portano a questa conclusione. Prego. Dunque siamo stati i primi cornuti della storia e questo ci inorgoglisce. Tra i primi. Ecco, ora queste corna ci riportano anche all'architettura, mi pare, perché le ritroviamo davanti come simbolo davanti alle sepolture, no? Alle tombe dei giganti. Queste protuberanze taurine mi sembra, no? Ecco, allora io vorrei riportare l'attenzione sul villaggio nuragico e quindi chiederle, ho sfogliato un po' rapidamente già il suo libro, ho notato e apprezzato molto che lei individua, cioè si sofferma molto sulle similitudini, no, tra i nuraghi e altre costruzioni rotonde di varie località del bacino del Mediterraneo. Ecco, quindi vorrei chiederle qualche precisazione su questo punto e soprattutto sulla funzione dei nuraghi, secondo lei. E poi un'ultima cosa, se mi permette, se individua qualche elemento di assimilazione tra l'altare di Monte d'Accoddi e i nuraghi. Allora, ci sono diverse domande, spero di poter rispondere in tempi brevi, non è facile. Dunque, per quanto attiene alla questione delle
tombe dei giganti. Sì, la pianta, la planimetria è stata sempre correlata appunto con questa figura della protometaurina, della testa taurina. In effetti è anche probabile che questo sia avvenuto, però la tomba, questa tomba a corridoio, che presenta questo corridoio, ed è una tomba absidata, in effetti è frutto di un'evoluzione, perché prima non c'è l'esedra, non c'è l'emiciclo frontale, acquisisce questa forma progressivamente, quindi non sappiamo, una cosa è certa, l'emiciclo frontale è uno spazio teatrale, uno spazio che invita la comunità a stare insieme per celebrare appunto delle cerimonie presso la tomba. Quindi sicuramente c'è questo ruolo. Occorre dire che in qualche vaso del bronzo recente appare proprio il disegno ancora della protometaurina. Quindi è possibile questo ed è probabile che ci sia questo legame. Ma sicuramente c'è un culto, non può essere possibile, non può essere, non c'è stata una interruzione e un cambiamento così radicale della comunità, della società, anche dal punto di vista economico, perché non c'è più un legame con gli animali, col toro, eccetera, come avevamo nel Neolitico e poi successivamente nell'età del ferro, no? Agli inizi del IX-VIII secolo. Evidentemente c'è continuità, quindi un legame tra la simbologia taurina come elemento maschile, compagno, paredro della dea, c'è sempre stato. Cioè sostanzialmente è un filo continuo questo, a partire dal VI millennio almeno avanti Cristo fino dal VI, però con altre protomi, ecco, mi riferisco alle capre, così via. In effetti le prime teste taurine appaiono a partire dalla fine del V millennio avanti Cristo sui vasi, non prima. Comunque, al di là di questo, lei ha fatto riferimento appunto ai nuraghi, la funzione. Beh, questa funzione, non vorrei parlare di questo argomento perché ovviamente ha bisogno di tutta una serie di riferimenti, ma basta guardare l'aspetto dei nuraghi. Mi spiace perché dice che sono templi o altro, perché nei templi si ritrovano sempre i materiali legati al culto. Devo trovare delle statuine, devo trovare degli oggetti di offerte e così via. Ora, mancando questi elementi, noi non possiamo mai affermare dal punto di vista archeologico che il nuraghe può essere un tempio. Non può esserlo, proprio perché i materiali non consentono di indicare appunto la funzione di tempio. Dal punto di vista poi strutturale, formale, ma si vede chiaramente a vista d'occhio, il primo confronto che si fa è con i castelli medievali, la presenza dei mensoloni, la presenza delle feritoie spironcini, tutta una serie di cose. Non possono che essere gli elementi di una fortificazione, ma il fatto per esempio che a Barumini l'ingresso dal piano terra nel bastione quadrilatero sia stato rifasciato e portato a 7 metri d'altezza per ragioni di sicurezza. Cioè ci sono evidentemente ragioni importanti che legano il nuraghe come edificio all'elemento fortificatorio. Io ritengo che i nuraghi fossero le residenze dei capi, perché sono diverse dalle capanne del villaggio che sono semplici, eccetera. I nuraghi hanno una consistenza formale, strutturale molto diversa e d'altronde i templi li ritroviamo nei villaggi, i templi dell'acqua, i templi a Megaro, quindi non è che mancassero i templi, anzi sono le grotte e così via, ma i nuraghi erano edifici di natura diversa, costruiti in posti strategici, poco adatti alla vita quotidiana delle comunità,
avevano un ruolo spesso di controllo, perché c'erano nuraghi che erano le residenze dei capi, dei grossi capi, anche dei capi tribù, oltre che dei capi di territori più ristretti, e altri che avevano funzioni invece di controllo del territorio, delle vie, dei confini tra tribù e così via, quindi un compito diverso. Ma non c'è dubbio che i nuraghi fossero costruzioni fortificate e fossero le residenze fortificate dei capi. Ora, la circolazione di tante armi, insomma, non si può dire, come qualcuno ha detto, venivano comprate nei mercatini fenici come souvenir, insomma, è una cosa assurda. E anche certi archeologi dicono che sostengono che i nuraghi non possono essere, dico, si ritrovano nei nuraghi resti di cibo, si faceva il mangiare, anche il pane e così via, ma per forza, nelle fortezze non si mangiava forse, si andava fuori e si diceva a chi attaccava: scusate, adesso vado a mangiare, vado in un ristorante. No, è una cosa assurda, no? Scusatemi la battuta, ma da archeologi, voglio dire, no, è inaccettabile che si dicano queste cose, non è pensabile, non è possibile, insomma, non c'è dubbio, non solo perché ci sono tanti guerrieri raffigurati nella bronzistica, sì, è del IX-VIII secolo, ma raccontano il passato, un po' come l'Ilia dell'Odissea, che è un libro di poesia. Noi siamo qui in un ambito di poesia. Ebbene, le statuine del IX secolo sono la poesia del tempo, è l'espressione, il modo espressivo attraverso la scultura per richiamare la storia del passato, le vicende del passato, le vicende eroiche dei guerrieri anche del passato e dei capi, dei sacerdoti del passato. Quindi non è inconcepibile. Gli Sciardana non sono simili ai Sardi solo perché appunto adottano un vestiario e armi simili, ma perché dietro c'è un retroterra culturale che è la cultura nuragica, straordinaria. Noi la sottovalutiamo questa cultura, ma io da archeologo dico che è una cultura straordinaria nell'ambito del Mediterraneo dell'età del bronzo, e chiunque può vederlo questo. Scusate, Monte d'Accodi. Monte d'Accodi non c'è relazione con l'Uraga, perché Monte d'Accodi appartiene ormai ad una fase della fine del IV millennio, del terzo millennio avanti Cristo, e quindi sono due momenti diversi, però è importantissimo perché segnala una relazione col mondo dell'est del Mediterraneo nel Neolitico, all'inizio del Neolitico, fine del Neolitico, col mondo. Generalmente è stato portato come termine di paragone il grande Zikurat della Mesopotamia. Io preferisco citare e menzionare le mastabe a gradoni che si sviluppano poi verso le piramidi a gradoni di Djoser e così via in Egitto. Quindi il legame più profondo per me è con l'Egitto e non con l'area assiro-babilonese, che è un po' l'esterno, quindi comunque avrebbe dovuto spostarsi verso il Mediterraneo, ma diciamo l'elemento di congiunzione fondamentale per me rimane appunto l'architettura straordinaria egizia, che è veramente fantastica. Sia l'architettura sia la scultura egizia sono alla radice proprio di questi processi dell'architettura e della scultura. I sardi hanno dato un grande contributo con le costruzioni della volta, loro sono i maestri della volta, perché le volte nelle altre costruzioni del Mediterraneo sono sotterranee, sono rivestite, come la volta del tesoro di Atreo, per esempio a Micene, o le altre volte micenee. Le volte nuragiche sono sopraelevate anche a 2 o 3, quindi sovrapposte, con una soluzione dei carichi, dei pesi, di statica, eccetera, del tutto differenti. I sardi sono coloro che hanno sostanzialmente consentito lo sviluppo e propagato lo sviluppo della tolos, della volta aerea non interrata nel Mediterraneo, da cui è nata poi l'architettura etrusca e l'architettura romana, che sono figlie dell'architettura nuragica.
Mi spiace, ma devo dire.